Empoli? Vado io? Fa passare magari. Perché si è fermato lì? Facciamo noi per il punto della... Ma si guarda. Affermativo, precedenza vostra. Ok, Vai. allora sinistro, motore, 2000 giri. Ok, Aria calda. aria calda, check. Perfetto. Check, Miscela, miscela. piano piano, vai. E su tutto. Su. Ok, magnetti. Off. Off. Vacuum al 5, ok, motore al minimo. Si spegne, torna a Ah, 1100. 1100, ok. Transponder alt, 7000, ci siamo. Perfetto. Radio c'è. Volume c'è. I flap, una tacca. Attacca dei flap. Trim. Tutto a cambiare, motore neutro. Ok. Eccolo lì. Perfetto. Chiamata radio. Forza delle balle. Caule radio del Tecco Posto Charlie Junior. Allineamento e pronta partenza 07. 1-1. Cazzo, 07 era quello di prima, sono rincoglio io. Non rispondo in cazzo, quindi la linea decolla. Non passare dietro, gira tutto a destra. Cosa intendi per non passare dietro? Non passare sopra i numeri. Ah, ok, sì, sì. Così, no? Ah, Vai. tu dici andare così? Sì. Perché? E a destra, se no si incazza, perché dove dai ancora i numeri dopo. Davvero? Sì. Questo mi sfuggì. Si è allineato. Pronto? A linea decolla 1-1 del Tecco Posto Charlie Junior. No. Deve essere a posto, vai, tutto là per il tempo. Fuel pump e landing light on. Finestrino. Hola. 65, In aumento, teniamolo lì, su freno, colpetto i freni, 80, via. Siamo partiti in un francobollo. Sì, sì. Niente, ma se andare a Termon la prossima volta. No, grazie. Preferisco vivere. Esatto. Pum, 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 pum. Prendiamo la linea di costa. Sì. Poi spaziale controllato, quando è che arrivi? Di guardare Skydemon, quando è lo spaziale controllato? Lo spazio aereo qua vai sotto il radar dopo praticamente Lignano? Lignano, sì. Memoria, eh? Ah, che bello, cazzo, si respira. Ma cosa cazzo fai? Ti do Skydemon, con una minchiata con quella minchia. No, sto parlando della figa io. Charlie Juliet, sì, Charlie Juliet. Pompa faro. Riduciamo.
La risposta a Foster. Allora, Non salire sopra i 2000 però. infatti guardavo... No, ho 5000 qua. Ma tanto devi scendere lì, cioè non ti fanno Sì, andare sì. su. Vado a 126 425. A memoria? Il settore qua, sì. Dunque sarà Mike Sierra 507, contact Trento information, Questo chi è? 119er650. Avviso. È Padova? Padova informazioni? Grazie, ciao. può pensare dove vai. Allora, noi adesso stiamo andando a Ronchi Legionari, ci troviamo appena lasciato Caorle. È un volo da Lungo Caorle costa. a Trento. È così. Da Trento via Ronchi per un touch and go. Prossimo a Lignano. No, è là, però mi sembra. Sì, quello è Lignano. Padova informazioni, buongiorno del Eco Fox, Charlie Juliet. Delta Eco Fox, Charlie Juliet, Padova, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio, è un Papa Alfa 28, decollato da Caorle per direzione Trento, via Ronchi Legionari e 3 ore di autonomia. Delta Charlie Juliet, Roger 1016 il QNH, riporti l'altitudine alla rotta. L'altitudine è 2000 piedi e sarà un touch and go a Ronchi e poi lascerà la direzione ovest per Trento. Ricevuto, ti informo di un elicottero, Uniform Hotel 90 in rotta opposta, lascia grado per Lignano, 1500 piedi. Copiato, guarda fuori, teniamo i 2000 comunque, grazie del Charlie Juliet. Roger. India con India 1565. Avanti Padova. Traffico è rotta opposta, Papa Alfa 28, lascia Caorle Bibione per Lignano, poi Ronchi dei Legionari, 2000 piedi. Copiato il traffico, noi 1500 su grado faremo un sorvolo, un 360 per poi proseguire lungo costa Lignano. Oggi riporti Lignano. Allora, information, Delta Mike 7042, stand by and call you back. Break, Delta Eco Fox, Charlie Juliet. Avanti, Delta Charlie Juliet. Non sono permessi da nota, ma touch and go a India Papa Quebec. Basso passaggio. Farà solo un basso passaggio, grazie Delta Charlie Juliet. Roger. India Alpha Mike 7042, Padova, ciao. Alpha Mike 7042, left Mercatino Conca for Pionfico, estimated for diner at 6,500. Alpha Mike 7042, Roger, report me in 5 minutes for frequency change. 5 minutes. Next frequency for you, Perugia approach, 125.6. C'è il nostro Porto Rosa, Che bella male. non si vede però. Tango India, Tango Whisky, Tango Echo. Delta Eco Foxtrot, Charlie Juliet, contatti Padova Radar 119175, ciao. Padova Radar 119175, grazie Delta Charlie Juliet. India Tango Whisky, Tango Echo, Padova, ciao. Papa 06 Tango, to on board, no flight plan, 3 of endurance, engage the area TN, Vicenza, around maximum level, maintain contact. Second maximum altitude, please. Tutto tuo, vai. Allora, questo chi è che mi parla? Padova Radar. Padova Radar. Era un basso passaggio su Ronchi. Sì. In questo momento sulla verticale al traverso di Lignano, 2000 piedi. Padova Radar, buongiorno Delta Charlie Juliet.
Ma cazzo, ma perché non mi caga? È giusta la frequenza 19175? L'ha detto lui. Delta Eco Foxtrot Charlie Giuseppe Padova. Sì, buongiorno, a un Papa Alfa 28 decollato da Caorle Trento, Friuli Trento, in questo momento attraverso di Lignano 2000 piedi e farà un basso passaggio su Ronchi di Legionari. Delta Charlie Giuseppe Padova ricevuto, identificato a 19 miglia sud-ovest del core di Ronchi, può mantenere 2000 piedi sul QNH di 1016 autorizzato al sorvolo e quando è pronto le do anche le ultime di Ronchi. 1016 perfetto, autorizzato al sorvolo e per ricevere le ultime di Ronchi, Delta Charlie Giuseppe. Diamo la pista 09, il vento da 210, 7 nodi, cavo ok, 32 con 21, ripeto l'H1016. 1016, la pista è la 09, Delta Charlie Giuseppe. Mi godo anche un attimino il panorama, e poi se no pago il simulatore che è uguale. Allora, considerando che mi sono messo la 09 della pista, no? Quindi me l'aspetto di così. E più la o pista meno. probabilmente è quella? Immagino, pensavo fosse quella striscia là. Scusa, quella roba là è chiara. Immagino, entro così per entrare direttamente base finale, insomma. Non possiamo fare il tracego, fare un basso passaggio, lo Sì. fai pulito, senza flap, Sì. Tutta velocità. a tutta canna, fai una roba. Dipende quanto me lo fa far basso. Basta che non tocchi. Allora lo facciamo bassino. Guarda che roba, oh. Sembra che ci sia una strada in mezzo al mare, vedi che è tutto uno schifezzo e lì in mezzo c'è È il canale. un canale, ma È dai. il canale vedi con le che- bricole per entrare, vedi che c'hai i paletti. ai paletti, ma come mai? È quello che ti porta il porto laggiù. E fuori da quello cos'è? Ma ci avrai 20 cm d'acqua. Ma pensa a te che roba. Sei venuto tante volte tu qua a Trieste? Sì, beh, c'è da un periodo che sono venuto parecchio. E beh, Ma poi Trieste città, dov'è? questa città è laggiù. Dove c'è il porto? È laggiù. Non è quella. Intravedi laggiù Quello è il Grado. fondo. No, Trieste è laggiù, Grado è più qua. No, Grado quello lì.
o no? No, ma in fondo intendo No, io laggiù parlo di questo qua, questo isolato qua è grado. quello lì è grado, Ok. ma Trieste città. Trieste non è quella dove c'è No, è più in là. ancora più in là? Sì. C'è Quella che forse c'è via. Monfalcone più qua. Ok. Dove ci sono i cantieri. La barca, Delta Charlie Juliet, squawk 6261. 6261 nel box, Delta Charlie Juliet. Mi sa che era proprio quella, quella lì. Cosa dici? Quello lì più chiaro di così. Hai visto? Io già che ce l'ho in vista. Sì, è quella, no? Sì. Ah, glielo dico. Dillo. Scusa, questo ho un'amnesia. È Padova... Radar. È Padova Radar, no? Padova Radar, Delta Charlie Juliet col campo in vista. Delta Charlie Juliet ricevuto scendere a 1000 piedi, contattare la torre di Ronchi sulla 132.05, dopo. 1000 piedi, 132.05 con la torre di Ronchi, grazie Delta Charlie Juliet. Ronchi torre, Delta, ecco, Fostro Charlie Juliet col campo in vista. Ecco, faccio Charlie Juliet, Ronchi, buongiorno, con anche 1016, riporti il finale 09 per basso passaggio del ricordo 500 piedi di sopra. 1016 riporterà il finale 09 per il basso passaggio con 500 piedi di minima, grazie Delta Charlie Juliet. Ecco, questo Charlie Juliet, dove cosa vuole fare dopo il basso passaggio? Poi tornerà a Trento passando da Rivoli di Soppo e poi rotta est e rotta ovest Delta Charlie Juliet. Ricevuto, quindi sarà dopo il basso passaggio a sinistra, Medea 1500, conferma? Confermo, dopo il basso passaggio a sinistra per Rivoli di Soppo e poi chiederà di salire Delta Charlie Juliet. Quella, cos'è quella accanto? Ah, eccolo, quello è quello di Trieste, su quella collina. È il mausoleo. Un mausoleo del Rosario, là. Sì, sì. Lo vedi da Trieste? Allora Trieste è di Monello, eh? No, Trieste là. Allora da lì come facevo a vederlo? C'eravamo molto più vicini. Guarda che ci passiamo Allora, anche un in altro. macchina andando. Ah, L'autostrada passa davanti. allora forse è quello, c'ho sto ricordo. Sì, ci passi davanti in macchina, però Trieste è laggiù. Ok. Adesso scendo, c'è male dov'è? È 09, è vero questo? Sì, l'avevo segnata qua. Finale 09 Delta Charlie Juliet. Cos'è che mi dici? Outlet marker. Però oggi riporti corto finale. Riporterà in corto finale Delta Charlie Juliet. Mi spieghi bene cos'è che ti indica quella affare? 5 miglia, 2 miglia e mezzo, praticamente quando sei sulla pista. 5 miglia, 2 miglia e mezza e poi la soglia, il threshold. Cioè in realtà no, deve essere. Dipende dalla carta della porta, comunque l'unica possibilità di riattaccare, diciamo. Ok. Cioè quando sei proprio a minimum. Da minimum. Minimo.
bello, a 140 miglia orarie. Cioè, la vedi che è di vero? La vedo sì, in che senso? Che ci mancano 3 miglia. Allora? Corto finale Delta San Giulio. Sembra di essere arrivato. Pista 09 autorizzati al low pass, 500 piedi al di sopra, a sinistra, poi 2000 Medea approvato. 500 piedi, il low pass e poi a sinistra 2000 Delta San Giulio. Ma no, non so cosa mi stavi dicendo. Che mancava 3 miglia, sembrava di essere arrivati. Ah, ecco. Cioè, è grande sta pista, è veramente ok, grande. adesso ho capito cosa vuoi dire. C'erano degli esercizi molto belli da fare qua. Siccome è 3 km, Cioè? e arrivavi, dovevi fare tutta la pista, raso, pista, con le ruote senza toccare. Cioè, Con tutta la velocità e quindi... tutto lì, dovevi giocartela. Eccolo, 3 miglia. Non è possibile. Comunque il vento per me viene da destra. Vedi come sono con la prua? Per Di tenere solito arriva Guarda. sempre. Guarda come c'è la prua per tenere bassa pista. Arriva dal golfo. Che roba. Guarda, cos'è quell'aereo dismesso lì? Hai visto l'aereo dismesso? Sì, è una Italia che aveva beccato cioè a terra, anzi ha pestato dentro. No, in movimento ha beccato una bitumiera, un camion che faceva lavori sulla pista, una cosa. Non è più andato via. Ciao Ronchi, di nuovo dalla 1360 per le ultime. Ma dov'è la torre? Qua c'è a destra tu. La torre, dov'è lì? 200 gradi 6 nodi, cavo ok, temperatura 32 di 019, ci si aspetti, ciao, bravo con la partenza. Copiato 106, la Ciao Bravo e chiederemo la 27 per la 130. Grazie. Ah, eccolo qua Amadeo, sì. Ce l'hai? Sì, ce l'ho lì, qua davanti. Papa Quebec November 1, Medea. Ronchi Torri, Delta, ecco posto Charlie Juliet, prossimo a Medea, 2000 piedi, lascia. Delta Charlie Juliet conferma posizione un miglio a sud di Medea, posso adottare padrone info 126425, servizio radar termina, ciao. 126425, grazie, ciao, buona giornata Delta, ecco posto Charlie Juliet. Echo 1 for frequency change. I confirm I'm maintaining 1000 feet. 1000 feet, you're 8,000 feet away. Correct.
Padova informazioni, Delta Composto Charlie Juliet. Delta Charlie Juliet. Appena lasciato Ronchi, stiamo per interessare la distetta di Udine Campo Formido per poi fare Rivoli di Soppo direzione Trento. Charlie Juliet ricevuto, può provare a richiamare avvicinando Rivoli per l'ingresso in valle, poi probabilmente perderemo comunicazioni. Intanto grazie Delta Charlie Juliet, 2000 piedi, lascia. Ma io Udine, a questo Udine di Campo Formido non devo dirgli un cazzo. Uno del California del tipo tiene in stato di abbandono. Capito? Sì, è che non sapevo che cazzo Proposta era. corretta, close 06, ciao. Poi proviamo Rivoli di Soppo. Rivoli, buongiorno, Delta Eco Fox Charlie. Hotel November Golf, Parma, please report 1012. Eco Foxtrot, Charlie Juliet, buongiorno da Rivoli. E tu dai. Io ricordo November Golf. Charlie Giulio Papa 28 Alfa da Caorle a Trento, via Ronchi, lasciato ora Ronchi, inbound Rivoli per un sol volo, poi sarà un diretto Trento. E volevo sapere se avete traffico in zona. Charlie Juliet, nessun traffico al momento riportato, su 4 nodi da sud, H1017. Terraggio. 107 riporterà avvicinando Charlie Giulio. Hotel November Alfa, chiediamo 07, a dopo. Traffico non ce n'è, Boh. abbiamo chiesto, lo riporteremo avvicinando tanto per essere sicuri. Sì, è solo magari quelli di Padova, no? C'è gente che ti passa qua a 2000 piedi. Senti, ascoltare Padova anche. Come va? Bene, sto controllando un attimo. Questo è Udine. No, che cazzo si chiama? Qua c'è scritto Udine. Campoformido. Campoformido. Sì, è Udine. Campoformido è la piscina che c'è a sud di Udine, è in erba, era molto carina, è chiusa. Però che mi sa che vedo tutto duro andare su. Hai visto che roba? Ci toccherà passare da sotto. Ma come mai è venuta sta roba qua? È roba di calore Poi comunque. c'è il vento, come hai detto te prima, che dal mare spara verso di qua. Vediamo com'è quando arrivi. No, basta, al limite basta arrivare da sud, fai il Tiene e dopo... Sì, quello non è un problema. Perché poi, allora, qua sotto foschia e sopra i cumuli sono alti e non è che dice buco, basta stare un po' di merda. Bisogna stare in pedemontana, bassi. Mike 5134 Padova, buongiorno. Buongiorno a voi, il Famaggio 5134, Sentito Rosana Bucciocca, singola e mezza, round robin strana, completa Victor Mike, Victor Foxtrot, flying Tolmezzo, Duclato, Arco de Fontano, at the moment 115, 00, 6 axis. Mike
American 5134, copy that. You can report approaching Garda Lake. To report approaching Garda Lake. Tu dovresti vederlo tra poco Rivoli, dovrebbe essere lì davanti. Rivoli dovrebbe essere, dopo il collina. Al di là della collina? Sì. E sulla pista, sulla destra, vedrai anche una grossa ciminiera che fuma. Che è Pittini, quello delle reti metalli. 500 piedi per passare con il Padova. Poi, ma è questa la frequenza di Rivoli? Rivoli, sì. Ciao, grazie, dopo io 84. Provo a sentirlo, giusto se c'è qualcuno. Però ti dico anche un'altra cosa, se vuoi evitare Rivoli, Yankee Eco Alfa Hotel, buon per i pomeriggio. testi conviene andare su per tornare giù. No, tagliamo, dai. Charlie 172 decollato da Porto Rosa con piano di volo diretto a Lima India Papa Delta, attualmente ha lasciato Medea Papa Delta qual è? per Lima Non India Padova. Papa Delta, No, 2 è lì in per Padova, Palagordo, Papa Uniform. 4 ore di autonomia, 2000 piedi di quota sull'H dell'1016, 7000 nel box, richiederebbe un emendamento al piano di volo e si dirigerebbe se possibile a Lima India Kilo Hotel. Il quinto. Due sezioni contemporaneamente, perché Yankee Eco Alfa Hotel ha ricevuto la direzione per Lima India Kilo Hotel, quando possibile uno stimato. Qua come alternanti, Lima, comodi, cos'è che c'hai? India Yankee Eco Alfa Hotel. Allora vabbè, qua avanti abbiamo Aviano. 06 può richiamare avvicinando un dopo per il cambio. Comodissimo. Chiamerà avvicinando Osopo, India Alfa Hotel. Adesso qua abbiamo Aviano, ci stiamo per entrare nel suo spazio. Aviano qua è una base operativa e dunque bisogna sempre comunque avvisare. Roger, Tango Alfa Fox con la torre di Bologna. Dunque gli dobbiamo dire Questa? a Padova, dire l'avvenimento precedente e continuiamo per TN, non per Osopo, cioè Però il via fatto che- Spresiano. Però il fatto che stiamo entrando a Aviano come... Padova Information. Ce l'hai la frequenza? la vado a prendere, ma... Lei November Oscar, Lima Giulia. Ipa, India November Oscar Lima Juliet, World Air, no flight plan. Aviano approccio 120-130. 120-130. Non è giusto. L'altra è 120-965. Quale sì? 965. 965, cazzo, la prende. Oh, stiamo entrando, vado no. Chiama Padova, fai un 360. Report Linux Soave. No, non entro, sto a nord. India November Oscar Lima Juliet, QNH 1016 to report. C'è di Kirill. Lui? Sì, mi sembrava lui, dalla voce. Cioè, se io passo a nord lì, non lo becco, Aviano lì. Ma non ci vai sulla, sulla montagnate, Guarda, Rivoli è lì, e poi vado per Belluno che è là. Devi andare su. Eco Charlie Eco 27, C'è il monte lì, Milano, Veda, frequency 135. Ok, allora, A me va bene, se vuoi provare ad andare su, no, entro così, ma era per non entrare ad Aviano, ma se tu dici se Aviano li chiamiamo. cioè lì a Aviano Nord, se non vai su a 8000 piedi non passi. Giulia Total Delta, lei. È a costa sul monte. No, volevo fare la pedemontana, se non saliamo. E allora bisogna salire. Lubin 6000. No, nube no, sto basso. Cioè, ora, peggio che giro, Io le vedo, la pedemontana la vedo tutta, no? Capito come? Carburante che ne vence. Madonna. Ascolta, adesso è Padova Informazioni? Sì.
Tango Alpha, you can call back Abim Vicenza. Echo Charlie Echo 27, Padova. Echo Charlie Echo 27, Fiume Tagliamento. Tagliamento, sì dai, è uguale. No, Piave qua è molto lontano, Negative frequency of Milano is 13. E da prova è entro il mezzo. Pieve di calore, cortina. Ma io dico seguendo questo, Guardalo lì. Sono Lima, buondì. Boh, mi sbaglierò, adesso voglio proprio vedere. La prova è giusta, per Belluno. Lima, Roger, Canadian, Bologna 1016, report approaching Modena. 1016, we report approaching Modena. C'ha ragione questo, guarda un attimo, dimmi se condividi. Se io sto a nord di questa zona controllata, vedi qua, gli faccio il pelo, sono nella pedemontana, sono sotto delle montagne, sei d'accordo? Dopodiché arriviamo a Belluno, sud di Belluno comunque, prosegui alla peggio, vai a Tiene, mi capisci cosa volevo dirti? Stai sotto e ti siedi dopo. Ti dico, basta che non entri in nube che No. deve dentro una montagna. Vabbè, questo è poco ma sicuro, cazzo, cioè. Perché vedi, Aviano su qua c'ha un poligolo in giro, c'ha di tutto. E lì vanno a sparare quando dici sulla montagna, capito? Cioè, bisogna dire dove sei. No, ok, dimmi allora cos'è che dicevi, Aviano? C'ha poligoni, c'ha tutto, vedi queste zone Ah, qua. sì, sì. Noi ci... Hotel Bravo Romeo Alpha, copy that. You can continue your descent at those discretion. And come back approaching Bolzano, reach Bolzano 1015. If a negative contact with us before crossing Bolzano in descent, you can switch to local frequency of Bolzano for 120 Perfetto così. La mia sensazione è che andiamo dentro Aviano secchi. Guarda qua dove Aviano. Forse siamo già lì. Siamo sul bordo, stiamo quasi per entrare. Ma noi siamo... Adesso se mi lascia parlare glielo chiedo di... Padova Delta Charlie Juliet per una richiesta? Charlie Giulia davanti. Sì, a causa di scarsa visibilità in questo momento vorrebbe deviare la rotta verso sud interessando Aviano, quindi contatterebbe Aviano. Se non avete Charlie Giulia per me può già chiamarli sulla 120 decimali 130, sentiamo dopo. 120 130, grazie Delta Charlie Juliet. Aveva informazioni via Yankee Eco Alpha Hotel? Yankee Eco Alpha Hotel, avanti. Aviano, buongiorno, Delta Charlie Juliet. Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet, piano avvicinamento, Sì, che c'hai buongiorno, il l'H1016 avanti. 1016 6261 nel box, è un Papa Alfa 28 Caorle Trento. In questo momento a causa di una scarsa visibilità vorrebbe interessare la vostra zona per passare un po' più a sud rispetto alla rotta precedente, Delta Charlie Juliet. Delta Charlie Juliet ricevuto, informativa di traffico, abbiamo elicottero non in contatto con noi a 1200 piedi a ore 12, un miglio e mezzo dalla vostra posizione, sta mantenendo la zona per controlli delle linee di potenza. Nessun problema, potete procedere a nord del nostro campo e le vostre intenzioni di rotta quali saranno? Intanto manterrà i 2300 piedi e copiato il traffico, guarda fuori, e si manterrebbe a sud di Belluno compatibilmente con la visibilità che sembrerebbe superiore ai 10 km in questo momento, per poi diciamo, verificare più avanti se poter virare verso nord per diciamo, direzione Asiago e Trento.
Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet, ricevuto, potete procedere per Belluno. Informativa, abbiamo attività di paragliding da ground a flight level 9.5, è una competizione. Copiato, guardiamo fuori, cercherà di mantenersi un po' al di fuori rispetto alle montagne. Perché loro saranno lì, si presume. Ma dai, io non pensavo, oggi mi sembra una giornata fantastica. Belluno è dentro di là. Ma non entro Belluno, sto a sud. Vedo, non so se ti conviene, perché No, dopo se no. ti trovi dentro questa C'è roba qua fottuto, sopra, Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet, se vuole magari mantenersi un po' più a sud al di fuori dell'area, dalla presente può procedere per nord di Vittorio Veneto. Perfetto, adesso cerco Vittorio Veneto sulla carta, comunque mi porto un po' più a sud, grazie Delta Charlie Juliet. Dov'è? Buongiorno, di nuovo India, Tango Eco Bravo Alfa. Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet, se le suggerisco rotta 240 e Vedi che dovrebbe intercettare la città di Vittorio Veneto, Papa Alfa Whisky 1. Molte grazie, rotta 240 Delta Charlie Juliet. India Tango Eco Bravo Alfa, via avvicinamento, di nuovo buongiorno, Questi ti aiutano. l'H1016, avanti. Stiamo rientrando nella nostra zona, praticamente adesso faremo una linea Spilimbergo, il punto Risom e poi sbucciando la discesa nord di Rivolto finiamo verso Udine. India Bravo Alfa ricevuto, riporterete lasciando il Risom. Basta dirglielo. Cioè, lui perché lo dici? Partenza e l'aerodromo. non sono mica stupidi, cioè, nessuno vuole che nessuno si faccia male, eccetera, eccetera. Dunque, se possono loro ce l'hanno, tirano anche la pula. Vittorio Veneto la trovi a ridosso della montagna lì. Ricevuto ai La trovi anche se non vuoi. È grande, Vittorio. 244, 245 lo vedi. Dai anche lei dice a Bravo posto. Alfa, conferma sempre 2 persone a bordo. Sempre 2 a bordo, adesso abbiamo un'ora e mezza d'autonomia, 40 minuti di tempo di volo. Ricevuto, grazie. Che cazzo pensavo un tempo di merda così? Un po' sorpreso. Ci tocca fare il guard, ma se è così. No, figurati. C'ho una mini Tirflari in area a 4,1 Mona. Fabiano Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet, sto per interessare una military fa in area a 3,6 miglia, mi confermi che posso sorvolare? Delta Charlie Juliet, nessun problema, l'area oggi è disattivata, potete procedere per Vittorio Veneto, poi le suggerisco mantenendo grosso modo la stessa prua Valdobbiadene. Perfetto, grazie, proseguo la medesima Pro 240 Delta Charlie Juliet. Valdobbiadene, boh, la troveremo. Comunque pare che Belluno era lì, Dentro la valle. Sì, sì. Comunque Belluno è di là. Sì. Se vuoi, passando Sì. via qua, c'è l'autostrada che va su, se vuoi tagliare per Belluno, forse dentro è anche più bello. Il problema è la meteo. Qua noi dobbiamo passarli sotto sta roba qua, questa montagna qua. Se troviamo Sì. e vediamo che la E là valle trovi l'autostrada. nasce alla zona del Meduna, inbound al tagliamento. Diagrammi 1565 ricevuto, riporterete sul tagliamento.
saremo ad avviamento, quindi 65. Siamo dentro là per dire. Noi dobbiamo tornare a trovare. Tu dici l'autostrada che parte da dove? E va su? Da Mestre. E Ostia. Praticamente là così c'è Treviso, per farti capire. Sì. Occhio alla quota. Sì. Delta Echo Foxtrot Charlie Juliet, ci può riportare tipo di aeromobile e persone a bordo? È un Papa Alfa 28 a bordo del Delta Charlie Juliet. Ricevuto, grazie. Adriano, il Bravo Alfa sta avvicinando il Rizom e fra 2 o 3 miglia avrebbe necessità, 4 miglia avrebbe necessità di entrare nella discesa del rivolto. Nessun problema, in coordinamento con rivolto. Bene. Scusa, quella lì è la montagna sopra. No, non c'entra un cazzo. Che dopo vai a Bassano, continuando. Non c'entra niente? Non è grappa. Italia Army 1565, No, ma è la catena che proseguendo arriva il grappa. C'è la valle che interrompe. Elicottero Alfa 109. Poi arriviamo. Controllo elettrodotti. Procedendo È la base. a nord di rivolta. Ma sicuro che abbiamo. Porca madonna. Noi C'è Che l'aereo. bestie che c'hanno in pista là. ground e ci portiamo verso dopo. Ricevuto. Sembrava, sai l'aereo, vedi che c'è l'aereo di linea da una parte, sembrava Sì. quello dismesso di prima. È grande Aviano, Che miseria, oh. È una città a base. Madonna, oh. Sta calmo. Guarda che merda. Mai l'avrei detto oggi, giuro. Mai. Aviano, il Bravo Alfa, un primo rintracciamento della discesa di rivolto. India Tango Eco Bravo Alfa ricevuto, potete interessare la TZ di rivolto, nessun problema, mantenete questa frequenza. Ok, confiato, autorizzato, ma sia la stessa Bravo Alfa, grazie. Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet, dopo Vittorio Veneto si accetta il suggerimento Valdobbiadene nel successivo punto di riporto. Affirmativo. Affermativo, avanti, Delta Charlie Juliet. Delta Charlie Juliet, dopo Vittorio Veneto Valdobbiadene, le sue intenzioni di rotta? Per tornare a Trento andrà sempre in direzione ovest fino a quando non è libera la rotta, diciamo, a livello meteorologico per nord, per Trento, quindi proseguirà, diciamo, ovest per il momento Delta Charlie Juliet. Ricevuto e ha uno stimato per
by per lo stimato. Grazie. Trento da qua potrebbe essere anche un'ora, dipende. Qua mi dà Grospi 90. Sì, devo premere magari questo prima. Non è facile fare uno stimato adesso per Trento, sarà 40 minuti. No, di più. Dai, stima in 50 primi. Presente. Sì. Abbiamo lo stimato per Trento 50 primi dalla presente. 50 primi da ora, grazie. Quindi alle 4:20. Tu avevi l'ora di decollo? Giusto per capire se è passata mezz'ora. 12:35, 14:35. Oh, passata un'ora, cambio serbatoio. Italiani 1565 andrà a interessare Osoppo. Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet, per ulteriori potete contattare Padova Informazioni sulla frequenza 124 decimali 150. Abbiamo già informato delle vostre intenzioni. Con Padova 124 decimali 150, grazie molte, Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet. Padova Informazioni, Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet. Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet, voti. Sì, buongiorno, appena lasciati da Diano, direzione in questo momento a nord di Aviano, direzione ovest 2200 piedi. La ricevo a tratti, se mi riceve può chiamare avvicinando attraverso di Trento, se è negativo con noi, al locale 19650. Se dovesse passare nelle zone di Bassano, la informo di attività di parapenti a Bassano e attività di lanci parasotiene. Compiato il parapendier e anche il parasutiene, in questo momento a sud di Belluno 2200 piedi. Niente, non ci aiutano questi, quindi qua è X, è tutta merda. Bisogna andare da sud. Adesso vediamo. Guarda, si sono già in cima delle montagne. Sì, ma vedi il centrovalle che è una merda. Che strano, che non me l'aspettavo sta roba qua. Tango Echo Visual with the field laser switch. Roger, Tango Echo, switch local airport, communication on the 1312, ciao. Switching local Tango Echo, bye. Delta Alpha Foxtrot, there are big clouds in front, request to climb to flight level 130.
Delta Alpha Fox, Roger 130 and on the track. Delta Alpha Fox, climb to 130, thank you very much. Tango Alpha. Delta Mike Hotel Tango Alpha, go ahead. Shall we stay with you or shall we switch to the frequency mentioned for transfundamental area? You can maintain this frequency, and if negative contact with us on this frequency, you can switch it to the other frequency. Is 124.150. That's copied. Delta Mike Hotel Tango Alpha. So we stay with you and leave the squawk at 200. Yeah, or if you wish, you can squawk 7000 at VFR. We squawk VFR and stay with you. Delta Mike Hotel Tango Alpha. Gracias. Further information in the Oscar Zulu Zulu. Hotel Zulu Lima, Modena, 119555, Container. 119555, di Oscar, Zulu Lima, ciao dopo. Allora, informazione
884, approaching Soave, 1500 piedi. India Alfa 884 ricevuto la locale di Bosco, 125255, buona serata. 125255, buona serata e grazie mille. Alfa ricevuto ulteriori con Milano informazione 124 925, buona serata, ciao. Vado informazioni da Indico Alfa Alfa Charlie, buongiorno. A voi Eco Alfa Alfa Charlie. Indico Alfa Alfa Charlie, Papa 208, UFR, una persona a bordo. È un Fano via Ponte San Nicolò, Chioggia Vor, Comacchio, Marian di Ravenna e Taccengo a Ravenna Aeroporto, poi lungo costa fino a Fano, attualmente Ponte San Nicolò 1500 piedi. Tale ricevuto, può richiamare raggiungendo le zone di Marina di Ravenna. Tra Marian di Ravenna e Indico Alfa Alfa Charlie. Fox Juliet Sierra Juliet Zulu, Padova, contact Venice approach, frequency 118.9er. 118.9er. Fox Juliet Zulu. Good day, ciao. Correct, ciao. Yankee Eco Alfa Hotel, buon pomeriggio. Stanley 172 attualmente ha liberato l'area di Rivoli e sarà a ritorno al campo di San Mauro, 2 persone a bordo, 4 ore di autonomia senza piano di volo, 1500 piedi sull'H1017 e 7000 nel box. Conviene tutto al hotel l'H1016, riporti San Mauro. H1016 riporterò su San Mauro per l'India Alfa Hotel. Other information, Delta Mike Echo Lima Uniform. Delta Mike Echo Lima Uniform, Parva. Delta Mike Echo Lima Uniform, vehicle from Lima India Alpha Tango to Echo Delta Mike Yankee. 10 minutes inbound Trento in flight level 110. Delta Mike Echo Lima Uniform, when possible, please report estimated time to Brenner Pass. Estimated time to Brenner Pass will be 35 minutes. Copy that, Delta Lima Uniform. You can try to call me back approaching the Brenner Pass. If negative contact without frequency next to the Innsbruck approach on 128.975. 128.79er. Negativity frequency of Innsbruck approach is 128.975. 128.975. That's correct. And next report, Brenner Pass. Delta Mike Lima Alpha Fox, same for you. If negative contact with us over Brenner Pass, frequency of Innsbruck will be 128.975. That's correct, thank you.
Yes, Pursuit to Papa Roger, report approaching Padova 87 for privacy. We report approaching Padova, Indian Pursuit to Papa. Padova information, good day, November Oscar Lima Juliet, again with you. Hello again, November Oscar Lima Juliet. India November Oscar Lima Juliet, inbound San Martino, Buon Albergo, 2,500 feet, next point will be Padova Airport. Lima Juliet, Roger, QNH 1016, report Romano. QNH 1016 will report over Romano. India Lima Juliet. Delta Mike Lima uniform request flight level 120. Delta Mike Lima uniform Roger, climb by 120, it's on inspection. Delta Mike Lima uniform. Clock November Alfa, buon pomeriggio. Meglio a voi, Clock November Alfa, elicottero del soccorso di Padova, Alfa 169, decollato dall'ospedale di Adria e diretto all'ospedale di Verona Borgo Veneto. Siamo a 1500 piedi, 1016, 6247 Charlie, in rotta diretta salirebbe a 2500 piedi. Roger November Alfa, salita a discrezione sull'H di 1016, può richiamare attraverso di Soave per il cambio. Si richiamerà attraverso sud di Soave per il cambio il November Alfa. Padova informazioni da India Yankee Golf Hotel. Yankee Golf Hotel, avanti. India Yankee Golf Hotel con campo di San Mauro in vista chiuderebbe per passaggio sulla locale 121 decimali 9. Allora, siamo quasi a Tiene. Siamo a Breganze. Tiene là. Allora adesso Tiene, io l'ho già messa qua, ci vorrebbe essere la Cipara. Padova Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet, prossimo Tiene cambierebbe con la locale. Roger Charlie Juliet 121205, ricordo, lanci para sul campo. Copiato 121205, grazie. Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet. Lì che passerai a nord del campo. Poi vediamo com'è lì. Di qua vai su. Tiene radio, Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet. C'è nessuno? Risponde mai nessuno? No. Delta Eco 10 km sotto vento 617.
Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet, in avvicinamento a nord, da est passerà a nord del campo 2000 piedi per poi lasciare direzione nord. Cioè abbiamo chiamata l'aria praticamente. Ma se c'è il lancio para, ce lo dicono, no? O no? Chiedo, Direi no. Ah, molto bene. Troia. Sono sopra le nuvole se lanciano? Beh, qua no, anche perché manca ancora per arrivare a dire. Manca tanto così. Siamo a Bassano. Da Bassano è grappa. Quello lì è il coso, no? Dove vai su già è la Valsugana, vai su. Andiamo su di qua, cosa dici? E su la Valsugana. Stiamo a 2000 piedi. Mettiamo Padova? Tanto non andiamo lì. Vai con Padova. Abim Bolzano. Abim Bolzano, Delta Mike Hotel Tango Alfa, grazie. 4-5. Beh, adesso in teoria se è aperta un attimo siamo lì, no? 20 minuti. Sì, ma se vuoi puoi anche andare su, facere via Asiago e ripassare di qui. Vai su vecchio, un attimo qua, Prima lì a 2500 piedi ero in base. Giuro, Delta Mike Hotel Tango Alpha, just for information, in Lima India Delta Hotel near the airport there is parajumping activities between the ground and flight level 145, so pay attention. Okay, we take the para sul area, grazie. Delta Mike Hotel Tango Alfa. Thank you. che comunque qua, se non ricordo male, fa la curva a destra così e poi fa vero? Allunghi un po', in realtà. Probably for blind transmission, contact the local frequency Su. of 1 La vai a 2005, 2008. and just remind you to close the flight plan within 30 minutes once on the ground. Have a nice day. Thank you.
merda. Hai vento in coda. Che hai 85 nodi e 100 di ground speed. 100 qua, No, sono miglia totali. Ah, scusami. All'interno sono nodi, vedi? Ne hai 80, quasi 90, giusto? Con 104 di ground, guarda qua. Cazzo, ne ho 15-20 nel culo. Per stare fuori del sottovento. Quello salti. Bello, non è che messo la cintura neanche tu. Come no? Quella spalla. Ma no, c'entra la spallaccio. Portanto non arrivare sul soffitto con le craniate. Quello dicevo. Vai su, se vai su finisce sta roba. Guarda come ti spinge su. Porca miseria. Adesso voglio capire, posso girare di là secondo te o devo andare ancora più avanti? Dice quella vai su Cana. Vai a Belluno, sto qua al laghetto. Lo ricordi il laghetto? No, infatti stavo pensando che il laghetto era quello lì. Vai, quello che becchi sulla strada vecchia andando a Belluno. Arsier. Arsier, cazzo, sì. E quel paesino lì col campanile? Lo conosci? No. Poi credo che sia famoso il paesino con il campanile. Esatto, scendiamo. Va bene, cioè scendiamo. Andiamo al 4000. Comunque giuro, pensavo di beccare una giornata tutta limpida, sai? Invece Che merda. c'è che arriva sul temporale più tardi. Dici? Porca miseria. Cosa fai? Ti fermi in caso? A parte che c'ho la macchina, posso anche... Ah, giusto. Tanto qua non è che stai sopra le cime, cioè... No, lo so, ma se te scendi e stai a ridosso del coso, balli come una trottola. No, stavo nella parte sopravvento, se è vero che vieni così, però...
ti salta in testa, guarda che devo giù. Dici che è la discendenza di quello lì? Beh, più di così cosa vuoi fare? Dovrei andare lì? Cioè... No, devi stare più alto. Ah, in quel senso lì dici. Più vai giù, più ti tira giù, C'è 5 0. Io ero concentrato, Mona. No, ma dico prima là, ad andare dove più o meno mi diceva intuito. Devi seguire la pedemontana finché trovi il buco e tiri su. Ma io a un certo punto ho detto nel dubbio, punto tiene. Male che vada so che c'è tiene. Sono sempre sotto e dopo troverò di andare su. Voilà. Oh, lo vedrò prima o poi il lago di Caldonazzo. Ancora sta paragliding. Lo sai che qua c'è la pista, vero? Sì. Pista. Bravo. Pista e Romonelli, chiamano per cazzo vuoi. No, ma non quella in valle, è qua su. No. Qua a metà, dove c'è il parco Sella, si chiama? Ma C'è dove una- vanno con gli aschi, là, quella roba là. Buona in montagna. Esatto. Cazzo, Albiano che gentili però. Sono sempre così o... Sì. Anche Treviso in realtà.
Ma anche Padova, cioè, guarda che si trovi con radar, che sei dentro, ti danno una prua, tra l'altro. Io dico che passo con Trento adesso. Vado informazioni del Tango Foxtrot Charlie Juliet, lascia e passa con la locale Trento 119 decimali 650. Probabilmente non mi sentirà già più. Padova? No, figurati da qua. Siamo a Trento. Non sai che si sente Trento qua. Prova. Proviamo da 4.000 piedi. Trento, buongiorno, India e Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet. 9. Yeah. Trento, Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet. Nada. Trento, Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet. Guarda i parapigli, porca troia, guarda, è pieno. Guarda, Anche davanti ce lo vedo, lo vedo. Dai destra, dai destra. E beh, ma se decollano da qua, Io non so dove decollano questi da coglioni. qua, e con l'avocchio da lì. Guarda lì, li vedi? È paragliding activity. Visti, schivati tutti. Trento, Delta
Delta Charlie Juliet. Station Colline Trento. Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet, mi copy Trento? Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet Trento, ciao, 3 su 5. Sì, Eco 1, 4000 piedi in avvicinamento, richiede informazioni di traffico di avvicinamento Delta Charlie Juliet. Delta Charlie Juliet Trento 18 preferenziale, vento 190 gradi, 119, UNH 1015, riporta il sottovento sinistro. 1015 H, riporterai sottovento sinistro 18 Delta Eco Foxtrot Charlie Juliet. Ecco 2. Sempre qua, oh. Ma c'è vento qua, si balla, sta balletta qua. Pista in uso? È un 8. E vai. Chiamare il sottovento sinistro 1. Vento da sud. È un 11 nodi. Dopo la 30. Distrugge sto calo. Sì. Non so come fai, adesso sono finito, ma... Il volo. C'è l'orso qua sotto, Castellero. Beh, no, cadere qua giù. Qua sotto, Sottovento sinistro 18 Delta Charlie Juliet. L'orso o Delta Charlie Juliet l'orso? Trento riporta finale 18. Riporterà fino alle 18 Delta Charlie Juliet.
gradi 1,5 nodi. Sei tu. Buone. Cioè, sventate, eh? No, ma hai visto alla fine come abbiamo mollato giù? Di cazzo. 15 nodi. Sono pochi, Scusa. È stata un'avventura tornare indietro, Non pensavo. Ho fatto la mozzarella, mone. Delta c'è giù del Trento al solo ai 2-1 e via Alfa, mi confermi provenienza Tiene? Liberato all'Alfa, mi confermi cosa, scusa? La provenienza? La provenienza è Caorle senza campo. Ricevuto, se avete bisogno dello stand sarà l'1-9. Andiamo là o... No, andiamo sull'hangar. Andiamo al nostro hangar nord. Ricevuto, grazie. Che merda di tempo, non l'avrei mai detto, mona. Ma pensa a te, cazzo. Ma sicuro 100% che era bello io oggi, Vabbè, è una lezione anche questa. Troppo caldo.